Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. A fuoco un bar del lungomare di Catania, è rimasto ferito il titolare. L'incendio causato dallo scoppio di una bombola del gas. 10 ustionati per ritorno di fiamma durante le classiche grigliate di Pasquetta. Tra i feriti anche 3 diciannovenni catanesi, uno è in gravi condizioni. 100 vigili urbani in arrivo a Catania, saranno assunti a tempo indeterminato con decreto legge. Il concorso entro i prossimi 5 mesi. Raffaele Stancanelli passa alla Lega, lo storico esponente della destra siciliana lascia Fratelli d'Italia e si candida tra le fila del partito di Salvini. Trasferito dal carcere di Palermo a quello di Enna, Giovanni Barreca, autore della strage di Altavilla Milicia, avrebbe voluto compiere un esorcismo anche su un detenuto. I consigli del nutrizionista dopo le abbuffate di Pasqua: frutta e verdura, dimezzare i grassi, fare sport e no alle diete fai da te. Calcio stasera, la finale di ritorno di Coppa Italia tra Catania e Padova. Al Massimino autorizzati solo 1500 ragazzi, in tribuna ci sarà Ross Pelligra. A Palermo, dopo la sconfitta di ieri a Pisa, traballa la panchina di Corini. È stato distrutto da un incendio il bar Cioccolato e Caffè a lungomare di Catania, evacuata anche la palazzina sovrastante, indagini per accertare le origini del rogo. Il locale era chiuso da diversi mesi. Tonino De Mana. L'area è stata delimitata, sono in corso le operazioni di bonifica e anche la polizia scientifica che è a colloquio con i vigili del fuoco per avviare le indagini. Sarà la relazione tecnica dei vigili del fuoco a fornire gli elementi giusti agli investigatori sull'incendio che ha distrutto il bar Cioccolato Caffè che si affaccia sul lungomare di Catania. Nel rogo, le cui origini sono da accertare, è rimasto ferito il proprietario, un 41enne, che si trova ricoverato con ferite al volto, alle braccia e alle gambe all'ospedale Cannizzaro. Le ustioni sulla cutanea sono di secondo grado, quindi diciamo non gravissime, guariscono in genere spontaneamente. Quelle che sono invece la complicazione importante è che il soggetto ha ispirato fumi caldi e non sappiamo se anche sono tossici, per cui è stato intubato ed è stato trasferito in rianimazione sperando che i problemi polmonari si risolvano presto e quindi noi possiamo continuare la nostra opera di guarigione delle ustioni. Le fiamme, divampate intorno alle 5:30, hanno divorato il locale e danneggiato parte di una palazzina in fase di ristrutturazione che è stata inevitabilmente evacuata. Sul posto, oltre al personale del 118, sono arrivati vigili del fuoco e polizia. L'incendio potrebbe essere stato provocato da un cortocircuito e il forte calore potrebbe aver causato lo scoppio di una bombola di gas, almeno questa, la prima ricostruzione fornita dalle forze dell'ordine. Il ritrovo era chiuso da diversi mesi, resta da capire perché il proprietario si trovasse nel locale a quell'ora. Nei mesi scorsi sembra che una bottiglia incendiaria sia stata lasciata davanti al bar, circostanza che lascia aperti numerosi interrogativi. Una decina di persone sono rimaste ustionate in seguito alle grigliate del giorno di Pasquetta. L'episodio più preoccupante a Belpasso, in provincia di Catania, dove 3 giovani sono stati raggiunti da una fiammata di ritorno. La bottiglia di alcol che utilizzavano si è trasformata in una molotov, spiega il primario dell'unità operativa del Cannizzaro, Rosario Ranno. Il più grande è un 20enne che ha ustioni di secondo e terzo grado sul 40% del corpo e soprattutto ha le vie aeree compromesse. C'è questa abitudine di utilizzare l'alcol, spiega il medico, che è molto pericoloso invece dei prodotti specifici che non hanno potere detonante. La procura di Agrigento conferma l'incendio all'ospedale di Ribera è stato procurato dalla sigaretta accesa da un paziente. Oggi il sopralluogo dell'ASP. Davide Sardo. Il sopralluogo del commissario dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento, Giuseppe Capodieci, al reparto medicina dell'ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera traccia l'avvio delle attività di recupero dell'agibilità della struttura, sia in ambito prettamente strutturale che di attrezzature mediche e arredi. L'azienda sanitaria sovrintende al preventivo di spesa necessario a sostenere le operazioni per restituire agli utenti l'area dell'ospedale adesso non praticabile a seguito dell'incendio che la sera di venerdì scorso ha provocato la morte di un paziente romeno e la devastazione del reparto. Insieme a Capodieci anche amministratori e deputati del comprensorio. Purtroppo quello che è successo, siamo qui per cercare di capire anche dal punto di vista nostro interno organizzativo, c'è la magistratura e i vigili del fuoco che stanno
hanno fatto tutti gli accertamenti, ma anche noi abbiamo il dovere di capire dal punto di vista proprio di quelli che sono stati gli atti che ognuno di noi ha compiuto, se sono stati in linea con quello che è l'organizzazione e soprattutto con una assistenza sanitaria quanto più efficace possibile. Nel frattempo, all'ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera lavora il NIAT, il nucleo investigativo antincendio dei Vigili del Fuoco. Il suo compito è ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto. Il romeno di 53 anni, morto, si sarebbe tolta la mascherina per l'ossigeno e avrebbe acceso una sigaretta. La scintilla che ha scatenato il fuoco e causato la sua morte carbonizzato. Lo stupro di gruppo alla Villa Bellini di Catania. Parte del branco a tutti gli effetti e non sono stati semplici spettatori della violenza sessuale sulla tredicenne. Per questi motivi il Tribunale del Riesame ha confermato il carcere per 2 dei 7 giovani incriminati. I magistrati ritengono l'impianto indiziario a loro carico più che solido in quanto è credibile e coerente il racconto della vittima e del suo fidanzatino. Un uomo di 37 anni è stato arrestato dai carabinieri a Mascali in provincia di Catania per maltrattamenti nei confronti della compagna di 26 anni che da 6 mesi vessava con aggressioni verbali e fisiche. La vittima si è convinta a denunciarlo dopo che nella notte tra il 10 e l'11 marzo, al culmine di un litigio, è stata costretta in lacrime a scappare in strada. Dopo l'appello del sindaco trentino al governo, il decreto per l'assunzione di 100 vigili urbani al comune di Catania è stato firmato. I nuovi agenti andranno a colmare un vuoto in pianta organica che attualmente vede in servizio il 30% in meno. Simona Mazzone. Annunciato durante il Focus, appuntamento con il sindaco dallo stesso Trantino, adesso l'arrivo di 100 vigili urbani a Catania è realtà. Il governo nazionale, sollecitato dal primo cittadino, ha firmato il decreto con cui si autorizza l'ente Etneo ad assumerli a tempo indeterminato mediante concorso. A questi si aggiungono altri 80 agenti che verranno assunti con fondi comunali. 100 vigili urbani, oltre gli 80 previsti con le somme delle casse comunali, oltre ai 46 che abbiamo a tempo determinato, chiaramente rinvengono un settore dell'amministrazione che per noi è prioritario. Un passo importante in una città che vive in evidente emergenza, ma non basta. A Catania la polizia locale attualmente è carente rispetto alla pianta organica, con meno del 30% di vigili urbani in servizio. In pianta organica sono previsti 800 vigili urbani, in questo momento ne abbiamo 200 più i 46 a tempo determinato, che speriamo di mettere a tempo determinato invece anche la metà, di cui i 200 ricordo a me stesso che sono 100 inabili all'attività esterna, quindi questa boccata di ossigeno rappresenta chiaramente un punto vitale per l'amministrazione, anche per sopperire a quelle criticità della viabilità, dell'abusivismo edilizio che i cittadini ci chiedono ogni giorno. Entro l'anno i nuovi agenti di polizia municipale saranno in servizio a tempo indeterminato con gli oneri finanziari a carico dello Stato per i primi 2 anni. Ai concorsi per le assunzioni provvederà il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite la Commissione RIPAM attraverso selezioni pubbliche. Domani sarà pubblicato l'avviso di avvio del procedimento per l'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità che sarà sancita con l'approvazione del progetto definitivo del ponte sullo Stretto di Messina da parte del CIPES. Lo si legge in una nota della Stretto di Messina. La pubblicazione consegue all'approvazione da parte del CDA della società dell'aggiornamento del progetto definitivo dell'opera, la sua consegna ai ministeri e l'avvio della conferenza dei servizi. I soggetti interessati dalle procedure espropriative avranno 60 giorni di tempo per presentare osservazioni tramite degli sportelli che verranno aperti a questo scopo. L'eurodeputato uscente Raffaele Stancanelli, storico esponente della destra siciliana ma non ricandidato da Fratelli d'Italia, è pronto ad una nuova sfida in casa della Lega. Maglio Viola. Troppa folla di aspiranti candidati per una elezione che porterà a Bruxelles al massimo 7-8 deputati fra siciliani e sardi, ma forse anche meno. C'è fermento nei partiti in vista delle elezioni europee di giugno, ma non c'è ancora traccia concreta delle liste e soprattutto dei nomi che ci saranno dentro. Unico affollamento chiaro è quello che si sta delineando nella Lega, dove dopo la candidatura dell'eurodeputato uscente Annalisa Tardino e dopo lo stop all'accordo con il Movimento per l'Autonomia, approda anche un uomo della destra storica catanese, Raffaele Stancanelli. Convivono in me
me in questi giorni delle spinte emotive forti, quali il dovere e il piacere di continuare il lavoro intrapreso quale parlamentare, l'adesione profonda ai valori della destra politica a cui mi sono sempre ispirato e continuerò ad ispirarmi, il rispetto per tutti coloro i quali negli anni mi hanno apprezzato e sostenuto e che in questi giorni sto sentendo numerosi e vicini, la gratitudine al Ministro Salvini per questo riconoscimento ai valori della destra e più modestamente al mio ruolo. Che si trattasse di un assist era abbastanza evidente, ma che Stancanelli fosse stato critico in passato con la Lega nei suoi anni da autonomista di destra è cosa nota. Ma adesso è tutto cambiato e dunque Raffaele Stancanelli non sparirà dall'agone politico. Non mi resta a questo punto che rimettermi in gioco a testa alta e con entusiasmo per continuare nel lavoro che ho fatto in questi anni ed essere ancora utile agli interessi della Sicilia e dei siciliani, con il mio stile e le mie idee di sempre. Nella Lega adesso sembrano esserci più candidati forti che probabilmente posti disponibili per l'elezione. Torniamo alla cronaca. Trasferito dal carcere di Palermo a quello di Enna, Giovanni Barreca, l'autore della strage di Altavilla Milicia, avrebbe voluto compiere un esorcismo anche su un altro detenuto. Il servizio. Da venerdì scorso si trova nel carcere di Enna Giovanni Barreca, accusato di aver ucciso insieme alla figlia di 17 anni e ad una coppia, Massimo Carandente e Sabrina Fina, durante un esorcismo, la moglie e i figli di 16 e 5 anni ad Altavilla Milicia. Prelevato in serata in tutta fretta dalla sua cella nella casa circondariale Pagliarelli per garantirgli un controllo e un'assistenza migliori, la motivazione ufficiale. Nemmeno il suo avvocato Giancarlo Barracato era stato messo a conoscenza del trasferimento, tanto che il legale ha subito presentato un'istanza per riportare il proprio assistito a Palermo. A Enna, spiega l'avvocato, non ci sarebbero gli stessi supporti psicologici del Pagliarelli e la distanza dal capoluogo metterebbe in difficoltà il legale stesso, che deve più volte incontrare Barreca con i suoi consulenti per predisporre la perizia di parte. Uno spostamento deciso per la sicurezza stessa di Barreca, in quanto già subito dopo la strage sarebbe piombato in una sorta di delirio mistico, percependo la presenza del male ovunque, persino in cella tra i detenuti. Sentendo lamentarsi uno di loro, ha tentato di compiere un esorcismo per liberarlo dal demonio, un episodio che avrebbe sollevato parecchi malumori tra le sbarre, con il conseguente pericolo per la sua stessa incolumità. Da qui la decisione di trasferirlo in altra sede. Da Milano decide di tornare a Palermo, la sua città, e apre nel giro di qualche anno ben 6 ristoranti. Ancora una storia di imprenditoria vincente. Perseveranza, un po' di follia e sicuramente concretezza. 3 qualità che un imprenditore deve avere per fare successo. Insomma, la ricetta per sfondare. Sicilia, non tutti i giovani vanno via. C'è chi come Saverio ha deciso di tornare dopo anni vissuti a Milano e fare impresa nella sua terra. Così nel giro di qualche anno i suoi ristoranti sono diventati un punto di riferimento a Palermo. Oltre 180 dipendenti, una crescita di fatturato di anno in anno. Era il lontano 2014, la voglia di tornare era tanta, appunto per poter dare qualcosa che avevamo imparato nel corso degli anni a Milano e portarla qui a Palermo, che mancava sicuramente. E così, quando gli si dice che la Sicilia è terra difficile per fare impresa, questa è la sua replica. In Sicilia si può fare impresa, secondo me sono tante scuse e tanti preconcetti, in quanto in Sicilia veramente abbiamo bisogno di gente che faccia impresa e gente che abbia voglia e si dedichi a questa bellissima terra. La Sicilia può aprire tante porte lavorative. Questa terra può offrire tante opportunità, non manca di certo l'inventiva del siciliano per poter fare qualcosa di bello e di buono per questa terra, così che lo sviluppo effettivamente anche turistico che stiamo avendo in questi anni sia potenziato e sia sfruttato nel miglior modo possibile. Come sempre le feste appena trascorse sono state sinonimo di tavolate ricche di dolci e pietanze anche per Pasqua. I siciliani non hanno resistito alle abbuffate e adesso si corre ai ripari. Francesco Alloi.
Archiviate le feste, ora si fanno i conti con la bilancia. Come da copione, sulle tavole dei siciliani non sono mancate le grandi abbuffate. Abbiamo esagerato con uova di Pasqua, colombe, dolci, vari e tutto. Dobbiamo stare molto attenti perché questo nostro tipo di problema non è soltanto di dopo Pasqua, è quello che ci fa iniziare tutto un periodo ora primaverile estivo con il miglior tempo e nel contempo vogliamo fare la prova costume ma diventa difficile. Le temperature salgono di giorno in giorno. La bella stagione si avvicina e così c'è chi inizia a pesarsi più del dovuto. Per l'alimentazione la migliore dieta da seguire è quella mediterranea. Questo significa mettere pochi grassi, soprattutto saturi. I grassi quando dobbiamo metterli più di tipo vegetale come l'olio extravergine di oliva perché l'olio di semi non va bene, e abbiamo sempre i buoni carboidrati, la pasta e il pane, ma certo non alla carbonara o alla matriciana ma con la salsa di pomodoro e un po' di caciocavallo grattugiato. Quindi mangiare molta frutta e verdura, dimezzare i grassi senza togliere i carboidrati, fare sport. Attenzione però, per perdere peso in sicurezza andate da uno specialista. Ancora una volta gli esperti bocciano le diete fai da te prese dal web. Io me ne mangio. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo tra pochissimo. Ed eccoci di nuovo in studio a Catania. Le panchine si colorano di blu nella giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. Le famiglie chiedono centri diurni per gli adulti. Giussi Lazzara. Blu è il colore dell'autismo delle panchine che oggi a Catania, in piazza Lincoln, nel centro diurno Mario e Bruno De Luca, sono state inaugurate per richiamare l'attenzione su una patologia che colpisce sempre più bambini. Nella giornata mondiale dello spettro autistico non c'è solo la sensibilizzazione, ma la richiesta di inclusione e accoglienza per le persone e le famiglie. Ma abbiamo delle realtà di ragazzi a basso o a medio o alto funzionamento che, finito il percorso scolastico, non sanno più dove impiegare e come impiegare il loro tempo. Noi familiari vorremmo che le attività passino anche dalle nostre proposte, perché noi sappiamo quello che serve per i nostri figli. E in assenza di centri di accoglienza, le famiglie hanno fatto rete con le associazioni Papa Giovanni XXIII, Un futuro per l'autismo, la cooperativa Un altro modo. Così, in questo centro diurno privato, nato pochi mesi fa, i loro ragazzi partecipano alle attività ricreative e percorsi di riabilitazione. Questi ragazzi non possono vivere solo di casa, di famiglia, devono avere una vita loro piena, anche perché i genitori non sono eterni e loro devono essere riconosciuti nel mondo come persone. E i genitori non sono soli. Una panchina blu per l'inclusione è stata voluta anche dalla CISL di Catania, dall'associazione Anteas e dal Comune. La sicurezza a Catania come obiettivo tra prevenzione e repressione, se ne parlerà oggi nel nostro focus di approfondimento dopo il nostro telegiornale. Ospite di Roberta Lunghi, il questore di Catania Giuseppe Bellassai, che farà il bilancio dei primi 6 mesi di attività. La trasmissione in onda alle 14.30 dopo il TG e in streaming sulla siciliaweb.it. Potete inviare i vostri messaggi al 342 745 5005. Ci fermiamo ancora e poi torniamo con la pagina sportiva. Calcio, parola al campo, si gioca stasera la finale di ritorno di Coppa Italia tra Catania e Padova. Si riparte dal 2-1 dell'andata, al Massimino autorizzati solo 1500 ragazzi e in tribuna ci sarà Ross Pelligra. Calcio d'inizio alle 20.30, Tonino De Mano. Per la Coppa, per l'orgoglio e per la città. Per 90 minuti e forse pure più, mettendo in conto gli eventuali supplementari, il Catania cerca di dimenticare gli orrori di questa stagione con l'obiettivo di ribaltarla. Si riparte dal 2-1 di Padova, una gara tristemente nota per i tafferugli, in cui si sono resi protagonisti alcuni facinorosi che di fatto hanno rovinato la festa. Sarà un Massimino quasi deserto, ad eccezione dei 1500 ragazzi delle scuole calcio affiliate, autorizzati a prendere posto sugli spalti e magari a
a cercare di sostituirsi con la voce e con il calore alle migliaia di tifosi costretti a restare fuori per la squalifica dello stadio. In compenso in tribuna ci sarà il presidente Ross Pelligra. Il patron rosso-azzurro lo aveva promesso in tempi non sospetti, a prescindere dal risultato dell'Euganeo, visto che dovrà fare gli onori di casa ricevendo il Gotha della Serie C, un cerimoniale che prevede anche la presenza di Gianfranco Zola, che consegnerà la coppa al capitano della squadra che uscirà vittoriosa dal doppio confronto. Zeoli, che dovrà vincere con 2 gol di scarto, annuncia un Catania votato all'attacco, inevitabile il 4-3-3, resta da capire chi saranno gli interpreti e se Di Carmine sarà utilizzabile dal primo minuto. Sicuri assenti Welbeck squalificato, Sturaro e Teglio. Catania-Padova sarà seguita da Telecolor con diretta stadio a partire dalle ore 20. Poi è previsto un ampio post partita con interventi da studio ed interviste ai protagonisti. Al Massimino, calcio d'inizio alle ore 20:30. Sconfitta e crisi per il Palermo, rosanero piegati dal Pisa 4-3, Corini adesso è a rischio esonero e sono ore caldissime in casa rosanero. In vantaggio 2-0 nel primo tempo, sotto per 4-3 a fine gara. Un film visto e rivisto. Forse meglio un film horror per il Palermo, che soffre ancora di cali fisici e mentali. Anche ieri a Pisa è stato così. La squadra rosanero nel primo tempo ha dominato, in gol con Brunori su punizione e poi raddoppio con Lund. Sembra la giornata perfetta per accorciare verso le prime, ma non è così. Nella ripresa accade di tutto. Prima il 2-2 dei toscani, poi l'espulsione di Gomez e il nuovo vantaggio con Brunori su rigore, ma al photo finish il Palermo crolla 3-3 e 4-3 Pisa con Tremoni. Eugenio Corini, dopo questa sconfitta, rischia seriamente l'esonero. Il City Group sta valutando un cambio in panchina in vista dei playoff. Sono ore caldissime. I tifosi chiedono a gran voce l'allontanamento dell'allenatore, che ieri, al termine del match, si è assunto tutte le responsabilità della sconfitta. Uno dei nomi valutati per l'eventuale dopo Corini è quello di Gennaro Gattuso, ma l'ex rosanero sembra orientato a ripartire da un progetto a inizio stagione. Stesso discorso vale per Fabio Grosso. Piacciono anche Sottil e Giampaolo. Questa edizione, grazie per averci seguito, vi lascio adesso il nostro focus dedicato alla sicurezza in città con l'ospite il questore di Catania. Buon pomeriggio.